questo primo Natale che celebro con la diocesi di Vittorio Veneto, ancora nel clima del Giubileo che ci ha visti pellegrini di speranza, auguro a tutti e anche a me stesso che il ricordo della venuta al mondo di Gesù ci aiuti a mantenere vivo il senso della realtà, ci aiuti a essere realisti come indicato da Papa Leone XIV nel suo messaggio per la 59esima giornata mondiale della pace. Avere il senso della realtà. Ecco, ci chiede di riconoscere, ad esempio, che la violenza verbale e fisica, l'uso sconsiderato delle armi, non è il primo, il più efficace mezzo di difesa. Non perdiamo il senso della realtà. Come può capitare se cediamo a una rappresentazione del mondo parziale, distorta nel segno delle tenebre e della paura. La speranza vince la paura, la speranza non delude e a tutti, in particolare a chi è o si sente solo, auguro di sperimentare qualche forma di vicinanza nei giorni che verranno. Buon Natale!